Nasce oggi Herbert Jeffrey, detto Herbie Hancock, Chicago, 12 aprile 1940, pianista, tastierista, compositore, band leader, ma anche attore, naturalmente un'icona della musica moderna, come si suol dire. Si è affrontato generi musicali diversi, jazz, fusion, funk, questo era Watermelon Man. Celeberrimo, così come il prossimo brano che ricorderete senz'altro quando lo ascolteremo più tardi. È celebrato Herbie Hancock e ringrazio Federico Borsari, come sempre, non solo ottimo in regia, ma anche alla cura del calendario musicale del giorno. Torniamo velocemente prima di conversare con Carlo Cambi per un'altra puntata dei Discorretti dopo le 9:30. Torniamo alla nostra rassegna stampa. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, credo, al pezzo di Fausto Biloslavo sulla novità in tema di emergenza migranti. Ufficialmente è stata definita un'emergenza, no? Quindi stato d'emergenza per 6 mesi. L'altro articolo che il giornale mette in pagina 3 per la questione migranti, è quello firmato da Gian Michalessin. La stretta sui migranti funziona soltanto se si accelera sulla linea dura. Il modello è quello della Spagna, che teoricamente è dall'altra parte rispetto a Giorgia Meloni, è a sinistra, è Partito Socialista, Sanchez. I dati confermano che per fermare i barconi è indispensabile un'azione decisa sulle coste da cui partono. Il giro d'affari dei trafficanti, oltre 12 milioni solo a Pasqua. Lo stato d'emergenza adesso c'è. Ma questa è un'arma spuntata, scrive Gian Michalessin. Servirà solo a spostare i migranti già arrivati, a farli accettare nei vari comuni, cioè a distribuirli in giro per l'Italia e ad accelerare i fondi per l'accoglienza, un po' di soldi in più. Non certo a sveltire i rimpatri, che seguono tutta un'altra disciplina, né tantomeno a bloccare gli arrivi o a spezzare la collusione tra ONG e trafficanti. Per questo lo stato d'emergenza è una misura debole e inefficace, scrive Michalessin. La necessità di un'azione ferma e decisa sul fronte del contenimento sbarchi è ben spiegata dal comunicato del 3 aprile. Il ministro degli interni spagnolo, non italiano, in questo caso annuncia una drastica diminuzione delle entrate irregolari nei primi 3 mesi dell'anno. Realtà confermata dagli appena 4.000 e spiccioli migranti arrivati al 31 marzo a fronte degli 8.727 dell'anno precedente. Una riduzione del 50%. È roba da non credere, scrive Michalessin, per un'Italia che in quegli stessi 3 mesi conta oltre 26.000 sbarchi, diventati 28.000 e rotti dopo l'esodo dei giorni di Pasqua. 4 volte gli arrivi del 22. L'exploit spagnolo ricorda quello italiano del luglio del 18, quando iniziano a fare effetto il contenimento sbarchi e il blocco navi ONG introdotti con l'arrivo al Ministero degli Interni di Matteo Salvini. Al 31 di quel mese gli sbarchi sulle nostre coste, che a maggio sfioravano 4.000, diventano 1.900, ovvero meno della metà. Contemporaneamente si registra però uno tsunami sul versante spagnolo, dove al 31 luglio si contano 4.500 arrivi per un totale di 22.000 dall'inizio dell'anno. Dati da capogiro per una Spagna che nel 2016 accoglieva 13.000 migranti, mentre l'Italia aveva la cifra record di 181.000. Ora dire che un'azione di contrasto nel canale di Sicilia sposta i flussi verso il Mediterraneo occidentale e viceversa non è scientificamente provato, ma il sospetto c'è, e a rafforzarlo contribuiscono le modalità di contrasto a cui hanno potuto ricorrere il governo socialista spagnolo e il governo di Giorgia Meloni. Dopo la lezione del 2018, Salvini, il premier socialista spagnolo Sanchez non si fa più scrupoli. Lo dimostrano, nel 18 si chiude in Italia, si allarga in Spagna il flusso. Allora Sanchez ne trae le conseguenze e lo dimostrano appunto gli scontri di fine giugno del 22, quando 1.500 gendarmi della Guardia Civile schierati nell'enclave di Melilla affrontano migliaia di africani decisi a guadagnarsi la terra promessa. Una battaglia alla fine della quale si contano 18 migranti morti e un centinaio di feriti. Una strage a cui l'Unione Europea e i suoi governi reagiscono solo con modesti borbottii. Nulla rispetto alle geremiadi riservate al governo italiano quando a novembre 22 tenta di arginare l'operato delle ONG nel Mediterraneo. La lezione dunque è ben chiara, scrive Michalessin. Distribuire migranti sul fronte interno
serve a poco se manca un'azione decisa sul fronte marittimo, sulle coste dalle quali partono i flussi migratori. A confermarlo si aggiungono i dati del luglio 17. Allora la missione di sostegno alla neonata Guardia Costiera libica voluta dal ministro Minniti, accompagnata dai servizi segreti italiani pronti a reclutare i capi milizia libici in funzione antitrafficanti, riduce gli sbarchi da 23.000 al mese di maggio e giugno a meno di 12.000. Ad agosto diventano appena 3.920. Luglio 17, prima di Salvini. Una verità è insomma evidente: migranti e trafficanti scelgono gli itinerari in base alle difficoltà che le nazioni d'arrivo mettono alle loro rotte, mentre le autorità dei territori da cui partono i flussi non disdegnano la valuta in euro o dollari garantita da quei traffici. Cirenaica e Tunisia lo dimostrano. Le partenze di Pasqua hanno fruttato ai trafficanti di Cirenaica oltre 12 milioni di euro. Quelle somme, proiettate in un anno, vanificano qualsiasi politica di aiuti dell'Italia. E lo stesso dicasi per la Tunisia, dove cerchiamo la collaborazione del governo mentre i trafficanti mettono in mare decine di barchini dal sorvegliatissimo porto di Sfax. Spiegano fonti della Presidenza del Consiglio. In assenza di contrasti efficaci, dollari ed euro sono insomma il primo propellente del traffico di uomini. Il primo a capirlo fu il governo turco di Erdogan, che nel 2015 mise in campo 1 milione di migranti, incassando dall'Europa 6 miliardi di euro. Così Gian Michelessin sul giornale. Sul giornale c'è anche l'intervista, pagina 4, a Wanda Ferro, sottosegretaria al Ministero dell'Interno per Fratelli d'Italia. Cambia il principio, ora in Italia si entra soltanto legalmente, scusate se rido, svolta rispetto alla sinistra, nel governo abbiamo tutti la stessa visione. Negli anni i flussi si sono stati azzerati perché le quote sono state coperte dagli arrivi illegali. Grazie al lavoro del Premier Meloni il problema diventa una questione europea. Nel frattempo cambiamo argomento, andiamo all'economia. Sulla questione del DEF, il documento di economia e finanza, l'Italia schiva la recessione ma deve rinviare la riforma fiscale, osserva Stefano Cingolani sul sussidiario.net. Il governo ha varato il DEF 2023, pochi margini di manovra per un taglio forte delle tasse, così come sulle pensioni. La buona notizia è che non ci sarà la recessione, e la cattiva notizia è che gli spazi per la politica di bilancio sono ridotti al minimo. Riforma fiscale, poca roba. Riforma delle pensioni, si vedrà. Sul tema dell'economia e dei conti pubblici, pagina 4, il Corriere della Sera, il cuneo fiscale tagliato di 3 miliardi, Meloni annuncia anche misure per la natalità, priorità alle famiglie nella prossima manovra finanziaria. Sul PNRR interviene Marco Butti con una lettera al Corriere della Sera. Marco Butti è il capo di gabinetto del commissario europeo all'economia, l'ex premier PD Paolo Gentiloni. Si può cambiare sul PNRR, ma serve chiarezza sulle revisioni e sui tempi, dice il capo di gabinetto di Gentiloni. Attendiamo i piani dell'Italia. Anche di questo parleremo più tardi con Carlo Cambi, PNRR e affini. Nel frattempo il documento di economia e finanza approvato appunto dal Consiglio dei Ministri ha individuato risorse per 3 miliardi per introdurre poi, con un provvedimento successivo che verrà, una riduzione della pressione fiscale per le fasce sociali meno abbienti, per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Questi 3 miliardi di taglio del cosiddetto cuneo fiscale sul periodo maggio-dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Questi 3 miliardi derivano dal mantenimento dell'obiettivo deficit di quest'anno al 4,5% del prodotto interno lordo. Il governo aumenterà dunque di poco più di 3 miliardi il deficit. Intanto, perché il governo Meloni rischia di rimanere intrappolato in un limbo? È il tema, la questione che si pone su Atlantico Quotidiano Pierpaolo Sicco. Migranti, fisco, Europa. Finora il governo ha agito con gradualità, con senso della misura, ma le aspettative sono molto alte e il tempo scorre inesorabile. Il rischio è quello di rimanere intrappolati nel limbo, scrive Sicco su Atlantico Quotidiano. Sul Tempo di Roma, invece, pagina 5, vi segnalo una intera pagina curata da Dario Martini e dedicata a un'altra questione, le nomine di Stato.
che non sono cose banalissime, perché comunque riguardano aziende importanti, partecipate da noi, cittadini, sono aziende pubbliche, e in secondo luogo manifestano anche il grado di innovazione di un governo, di una maggioranza, di una espressione politica. Dunque anche dalle nomine si capisce che musica suona il governo. Trattativa a oltranza per scegliere i vertici delle società partecipate, si stanno limando gli ultimi nomi. Salvini ostenta tranquillità. Chiuderemo in serenità, dice Salvini. Un pole position Cingolani per Leonardo Finmeccanica, Descalzi confermato all'ENI, Donnarumma da Terna all'Enel e Giuseppina Di Foggia, prima donna amministratrice di una società pubblica importante, Terna, che gestisce la rete elettrica. Giuseppina Di Foggia ora è numero uno di Nokia Italia. Sarebbe molto vicina appunto a Giorgia Meloni. Vedremo. Poi c'è la pagina, diciamo così, del buon umore, dedicata dal Corriere della Sera, pagina 13, alle vicende del terzo, quarto, quinto, sesto, decimo polo. Renzi, dice Calenda a Maria Teresa Meli, che già a suo tempo si occupava dell'altro socio del terzo, quarto, quinto, sesto polo, cioè di Renzi, appunto. Oggi intervista Calenda, Maria Teresa Meli, cioè l'altra metà del terzo polo, sesto, quinto, decimo, deve sciogliere Italia Viva Renzi. Io lavoro 25 ore al giorno, dice Carlo Calenda, gli ossimori abbondano, e lui vuole le mani libere, così cerca di bloccare ogni passo avanti fino alle europee. Non puoi fare un partito con uno che ti avverte che farà il direttore del Riformista soltanto un quarto d'ora prima, si lamenta il Calenda del Renzi. Intervistata come se fosse Renzi, Maria Elena Boschi, sempre da Maria Teresa Meli. Le regole le hanno dettate loro. Matteo si è messo da parte con umiltà, spiega Monna Maria Elena Boschi. La scelta del capo di azione non convince nemmeno i suoi. La leadership alternativa a Calenda, se chiami il congresso non ti devi stupire che ci siano altre candidature, dice Maria Elena Boschi al Corriere della Sera. Matteo si è messo da parte con umiltà. Rispunta il Trota, che fu il nomignolo appioppato a Bossi Junior, a Renzo Bossi, figlio di Umberto. Spese pazze per i giudici, il Trota non ha pagato, deve andare a processo. Prescritto in Cassazione, ha trattenuto 15.000 euro contestati, scrive Il Fatto Quotidiano. Rimborsi per patatine e caramelle, barrette ipocaloriche, cocktail e sigarette. 8 anni dopo l'inizio del processo di primo grado, il caso della Rimborsopoli lombarda, che ha coinvolto 56 tra consiglieri regionali ed ex consiglieri, non è chiuso ancora. Per 10 di loro si aprono le porte del processo civile per quantificare quanto ancora devono restituire a Regione Lombardia, che si è costituita parte civile. Tra loro anche Renzo Bossi, detto il Trota, il figlio del fondatore della Lega. Scrive Davide Milosa sul Fatto Quotidiano. Secondo la Cassazione deve ancora ridare parte dei 15.000 euro di denaro pubblico che, stando all'accusa, avrebbe messo in conto per caramelle, cocktail, patatine, barrette ipocaloriche, giornali, sigarette, un iPhone, auricolari, un computer e il libro Carta straccia di Giampaolo Pansa, forse, diciamo, tra tutte queste cose la cosa più apprezzabile. In ogni caso termina invece sostanzialmente l'iter penale. La Cassazione già nel novembre scorso per 30 politici aveva riqualificato il reato dal più grave peculato alla più morbida indebita percezione, che nel frattempo è prescritta. Sulla questione c'è anche la Verità che si sofferma nelle motivazioni della sentenza di novembre scorso. La Corte di Cassazione ha spiegato l'azzeramento delle condanne al maxi processo sulla Rimborsopoli in Lombardia, con una quarantina di politici, tra i quali Renzo Bossi, figlio di Umberto, Massimiliano Romeo, capogruppo attuale della Lega al Senato, imputati per essersi fatti rimborsare con soldi pubblici per 3 milioni in totale in 4 anni le spese più varie, pranzi, cene, eccetera. Le accuse di peculato sono state riqualificate in indebita percezione, quindi prescritte. Secondo i giudici non si può sindacare l'inappropriatezza del luogo o l'eccessiva entità alle spese esposte. Peraltro per Renzo Bossi si apre la strada appunto del processo civile per quantificare quanto ancora restituire. Chiudiamo il capitolo e a proposito di vecchie glorie, addio vaffa, addio politica, gli 8 riti di Beppe Grillo, il neo guru della Chiesa dell'altrove, e il nuovo libro
del fondatore del Movimento 5 Stelle. Un pezzo su Repubblica, pagina 13, di Matteo Pucciarelli, il comico ligure, garante dei 5 Stelle, ha lanciato l'atto costitutivo della controreligione, la Chiesa dell'altrove, fondata sulla negazione del pensiero unico. Il pamphlet professa una specie di giustizialismo in salsa confessionale, simpatico, mentre meno simpatico a molti è il figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore, detto Salvo, l'erede che sa tutto dei segreti del padre, scrive Salvo Palazzolo su Repubblica. Torna a vivere a Corleone, la famiglia del boss si riunisce. La scelta di Salvo, terzogenito del capo dei capi, che avverte il cronista: lei non si è comportato bene, caro signor Palazzolo di Repubblica. Su Repubblica c'è anche l'intervista di Giuliano Foschini a Francesco Messina, direttore centrale dell'anticrimine della Polizia di Stato. I veri capi della mafia, dice Messina, sono ancora in carcere. Se eliminiamo il 41 bis, torneranno a comandare. Vi segnalo ancora, andiamo rapidi, Luigi Curini, autore sull'Italia Oggi, pagina 2, di un bellissimo commento a proposito di novità culturali dagli Stati Uniti. Uno può scegliere anche a che razza vuole appartenere, con un'operazione chirurgica o con una abbronzatura. L'America Walk, risvegliata, politicamente corretta, ha dato vita alla sua nemesi, il movimento transrazziale. Non è che l'ennesima stranezza a stelle strisce che rischia di travolgere il mondo occidentale ossessionato dall'autodistruggersi. In America aumenta il numero di individui che credono di potersi identificare con una razza, in Europa si direbbe etnia, diversa dalla propria. Una minoranza che, tra un'operazione chirurgica, un'abbronzatura artificiale e un corso di lingua, è composta da persone che fanno di tutto per assumere fattezze e tratti di una comunità alla quale non appartengono, ma alla quale si sentono, a loro dire, intimamente legati. Qual è il futuro dell'Occidente? Viene da dirlo e se lo pone il problema Domenico Cacopardo, un altro articolo da segnalare a pagina 4 di Italia Oggi. Molto dipende dall'evoluzione della guerra in Ucraina, ma una cosa è certa: l'irrilevanza politica dell'Europa. Cacopardo nota anche un'altra cosa a margine: il Papa che invita a non diffondere il cattolicesimo, cioè l'opposto di quello che fecero gli apostoli. Lunedì dell'Angelo, Papa Francesco si è rivolto ai fedeli inviando le solite parole di circostanza e peraltro ha ribadito un concetto spesso emerso nei suoi messaggi. Francesco ha raccomandato ai cristiani cattolici di astenersi dal proselitismo, cioè dall'esercitare il fondamento del loro credo religioso. Non diffondete il cattolicesimo, l'opposto di quello che fecero gli apostoli. Interessante. A proposito di Papa e di Vaticano, sul caso Orlandi il Papa vuole la verità, lo scrive Il Giornale a pagina 13 stamani. Il fratello Pietro Orlandi, della scomparsa Emanuela Orlandi nell'83, è stato per 5 ore in Vaticano dal promotore di giustizia Diddi, massima libertà d'azione, per indagare. Abbiamo presentato la memoria della famiglia, staremo a vedere. Nel frattempo in Cina spuntano gli emuli di chat GPT, dovranno riflettere valori socialisti. L'intelligenza artificiale in salsa cinese dovrà riflettere i valori di chi la promuove naturalmente. Dopo Baidu e Sense Time, anche Alibaba presenta il suo sistema di intelligenza artificiale generativa. L'Autorità Nazionale per Cybersicurezza abbozza le regole per tutti i chatbot, cioè i software umanoidi. C'è da segnalare infine su Italia Oggi il pezzo di Tino Oldani: l'Unione Europea che piace a Macron, Ursula von der Leyen umiliata a Pechino dal protocollo, contraddetta da Xi Jinping, costretta a tornare con un aereo di linea. Prende schiaffazzi dai maschi di tutto il pianeta la Presidente della Commissione Europea. Con questo chiudiamo la rassegna stampa e apriamo tra pochissimo un'altra puntata degli Scorretti con il gran maestro e maestro grande Carlo Cambi. Qui Parlamento. È iscritta a parlare la deputata Simona Loizzo, che illustrerà anche la mozione numero 145 di cui è cofirmataria. Prego. Grazie Presidente, grazie gentili colleghi. Voglio aprire questo mio intervento con un assunto e alcuni dati specifici di natura scientifica. L'assunto è che l'ambiente incide sulla salute, è norma della Commissione europea ormai la One Health, non c'è salute, non c'è
alcun tipo di prevenzione delle tematiche salutari se non c'è anche il controllo dell'ecosistema. Sembra banale dirlo, ma non lo è. Banale perché è sufficiente pensare all'inquinamento da particolato, al suo impatto sul sistema respiratorio. Ma non ci sono solo e soltanto fattori evidenti e noti a tutti, né può infatti favorire la diffusione di agenti patogeni e di altri fattori biologici come quelli non biologici, come al momento sono tracciate le sostanze